Buonasera. Sono un po' in imbarazzo ovviamente a parlare dopo i miei Alberti, i miei predecessori. Io faccio il criminologo, mi occupo di ricerca, quindi il mio lavoro è cercare di analizzare un po' i fenomeni. Ho letto L'Atlante della corruzione, devo dire con grande interesse, è un'opera sicuramente non leggera, non divertente. Quando uno arriva all'ultima pagina chiude il libro con un po' di amarezza, di sofferenza. E la domanda è veramente così terribile come emerge da questo libro, che pure è supportato da dati, da riflessioni, da una cornice teorica, quindi c'è stato uno sforzo, diciamo, di provare ad affrescare, no, un po' come la Cappella Sistina, è difficile cogliere tutto il dipinto, qui si è andato a fondo su tanti piccoli dettagli, il quadro complessivo che ne emerge è veramente sconfortante da un lato. Dall'altro lato il vizio di fondo che ci troviamo noi un po' ad affrontare è quello di non sapere bene contro cosa stiamo lottando. È stato citato spesso che c'è un problema sui dati, cioè non si sa bene questa corruzione quant'è, quanto costa, quanto vale. È evidente che, visto che la corruzione nasce su un accordo, che all'inizio era un accordo fra due soggetti, adesso ormai è un accordo fra più persone che si riconoscono in un sistema, è difficile per chi ne è fuori capire che cosa c'è dentro questo accordo. Di fatto la corruzione che vediamo in questo periodo, in questo ultimo periodo, è una specie di stato parallelo, è molto simile alla mafia, cioè un gruppo di persone che si trova in occasioni come cene, come pranzi, come feste o come riunioni che non hanno nulla di illecito, si sta simpatica, si dice ma guarda, perché non facciamo qualcosa assieme? Questo è molto italiano, noi italiani siamo bravissimi a costruire relazioni, a trovarci simpatici, a dire dai, teniamoci in contatto, poi magari uno fa l'imprenditore, uno fa il politico, uno fa il funzionario che deve lasciare i controlli. E c'è un momento magico in cui si questi amici capiscono, perché alla fine quando tu ti trovi bene con i tuoi amici, ti diverti, fai quello che ti piace. Purtroppo, trattandosi di risorse pubbliche, ci sono delle leggi da rispettare. Allora a un certo punto diceva sta legge mi sta stretta. Da quando poi è arrivata l'Unione Europea c'è questo fastidioso soggetto che ci mette delle regole sovraordinate. Una volta ce le facevamo, ce le giocavamo, ci stampavamo anche la moneta, quindi di fatto facevamo tutto in casa. Adesso c'è un soggetto che non solo ci presta la moneta, ma anche ci dice guarda che quando fai delle gare devi rispettare delle regole. Perché? Perché io voglio che tutti partecipino. Questa cosa dà un po' fastidio ovviamente, perché insomma io ho l'amico che mi sta simpatico, ci vediamo spesso al circolo, io so che lui vende un prodotto, magari non è il migliore, magari non è il più economico, però è mio amico, quindi a me chi mi frega insomma di andare a rispettare queste regole. E quindi cerco una modalità per superarle, e ovviamente per farlo devo dire ragazzi variamo, qua bisogna imbrogliare. Allora ci sono dei momenti in cui si imbroglia per necessità. Adesso con la situazione di crisi che abbiamo, noi abbiamo vissuto per anni, devo dire, in un territorio dove il tessuto economico, la famosa locomotiva del nord-est, produceva ricchezza ed era vista come il miracolo. Poi si è scoperto che questa ricchezza era alimentata dalle banche che di fatto finanziavano soggetti che si esponevano usando soldi che non avevano. Nel momento in cui si è chiuso il rubinetto, improvvisamente tutti hanno scoperto che questo miracolo era un po' drogato, un'altra delle tante bolle che abbiamo vissuto. Allora si arrivò a un punto in cui chi sta partecipando a un mercato e vuole sopravvivere, vuole vivere, magari vuole pagare i dipendenti, quindi le motivazioni possono essere le più nobili, si trova costretto a barare. Uno dei casi che abbiamo trovato noi più di frequente riguarda ad esempio tutti i meccanismi dei controlli a cui le aziende devono sottostare, non tanto quando partecipano a un appalto, ma nella loro attività normale. Allora se io ad esempio faccio un servizio in materia ambientale e sono una piccola azienda, le tipologie di controlli e i costi dei controlli che devono affrontare di fatto mi mettono fuori dal mercato, non un mercato regolare, un mercato dove c'è qualcuno che imbroglia. Oppure se io sono un trasportatore, e questo è il caso che abbiamo raccolto
esperienza che ci è stata raccontata poco fa. Se io sono un trasportatore e voglio pagare i miei dipendenti, e voglio pagare i contributi, e voglio essere in regola, nel momento in cui pago il camion, pago il dipendente, faccio le revisioni, cambio le gomme, pago il carburante, divido questo costo per i chilometri che faccio, mi viene fuori un costo al chilometro, e quello è. Ci aggiungo il mio margine perché, viva Dio, faccio l'imprenditore, non faccio beneficenza. Quindi quando la grande azienda di logistica, l'MTN piuttosto che la Traco, mettetecele dentro pure tutte, mi viene a chiedere un servizio, io faccio due conti e gli dico guarda, questo è il prezzo. L'azienda risponde guarda, grazie, molto bene, c'è un altro imprenditore però che mi fa meno. E tu dici com'è possibile? Lavoro in perdita questo? Allora vai a vedere, scopri che ad esempio questo trasportatore ha una società che prima era qui in provincia di Venezia, poi è fallita e lui ha aperto una nuova società magari in Ungheria, in Romania o in qualche altro paese dove magari le regole per le società sono meno complesse, c'è meno burocrazia e magari anche il peso fiscale, il carico fiscale è minore, quindi c'è l'Unione Europea, io vado a aprire una società altrove, scopri che esistono siti specializzati dove tu puoi, diciamo siti di lavoro interinale dove tu puoi prenderti il camionista e pagarlo, cioè pagare la società all'estero per avere un camionista che ti lavora in Italia però sottoposto a un regime fiscale estero, e scopri che questo alla fine, pur lavorando in Italia tutti i giorni, risulta essere una società ungherese che fa dei prezzi stracciati. Allora tu vai dal vettore e gli dici d'accordo, questo ti fa i prezzi più bassi, però tu pensa all'indotto nel territorio, pensa ai miei dipendenti, pensa alle famiglie che vivono qui. Allora il vettore ti risponde guarda, non me ne frega niente, a me il tuo lavoro non interessa, a me interessa solo che il mio pacco vada da A a B e non mi interessa il tipo di servizio, non mi interessa se imbrogli, non mi interessa se rubi, non mi interessa se fai guidare i tuoi autisti 25 ore, non mi interessa se magari il tuo camion poi ammazza due famiglie, non mi interessa niente, io voglio spendere meno. Allora finché la logica del mercato è quella di dire guardo solo il costo e non guardo il servizio, questi sono i fenomeni che si verificano. Non sempre, diciamo, si tratta di corruzione, però ecco, tu raccogli tutti questi episodi ma ancora non sai quanto grande è questo fenomeno. E perché non lo sai? Non lo sai perché appunto nessuno ha l'interesse a dirti quali sono gli accordi. Allora tu hai questo meccanismo parallelo che si forma, questi amici, chi c'è dentro sa come funziona, sa quanto vale, chi è fuori, cioè noi diciamo, non riusciamo ad entrare. La mancanza di informazioni è il primo ostacolo sia al lavoro della ricerca che diciamo, all'accountability, quindi al fatto che chi amministra risponda delle cose che fa, e sia diciamo, per quel ruolo che è il ruolo più importante, che è quello della società civile, di fare prevenzione. Voi sapete che c'è questa legge anticorruzione nuova, se ne è parlato bene e male, ci sono posizioni diverse, c'è chi dice piuttosto che una brutta legge era meglio niente, c'è chi dice piuttosto che niente meglio questo. Di fatto la parte più debole della legge è sicuramente la parte repressiva, cioè dove si stabiliscono i reati, gli strumenti di indagine e le sanzioni, e questo per tutta una serie di motivi abbastanza tecnici, insomma, che non sono importanti. Cos'è che non si capisce forse completamente? Che noi italiani, proprio perché magari viviamo in questi mondi così difficili da gestire, abbiamo alcuni miti, che se noi abbiamo sempre bisogno di eroi, e alla fine anche la storia di Mani Pulite è la storia di un manipolo di eroi che hanno creato questo momento di indignazione, questo momento di sollevazione. Allora alcuni dei nostri eroi sono i magistrati. C'è chi li ama, c'è chi li odia, c'è chi li ha screditati, però di fatto noi tendiamo ad affidarci molto a qualcuno di esterno che decida per noi. E questo forse è anche un po' un retaggio della nostra cultura anche religiosa, no? Dove c'è sempre qualcuno che ti dice guarda, hai fatto bene, hai fatto male, comunque alla fine ti salvi. Allora noi chiediamo sempre ai giudici di salvarci. Io conosco qualche giudice, sono persone stupende, qualcuno è stato anche arrestato perché magari tanto stupendo non era. Però di fatto noi tendiamo sempre ad appoggiarci alla magistratura. Qual è la cosa che ci sfugge? Che nel momento in cui noi chiediamo alla magistratura di intervenire, quindi chiediamo che ci sia una legge fatta bene perché la magistratura possa operare, noi in realtà stiamo chiedendo al medico
di prescriverci una buona medicina. Quello che non stiamo facendo la prevenzione della malattia. Cioè io magari ho un'alimentazione sbagliatissima, no? Adesso non stavo fare un nome, vado a mangiare sempre cose molto grasse, così ingrasso, mi viene il colesterolo, vado dal medico e il medico mi prescrive qualche bel farmaco, no? E per controllare la pressione. Se lo faccio nella mia vita, magari il medico, un medico bravo, mi dice guarda, smetti di mangiare queste cose e va a correre 2 volte alla settimana. Ciao. Ciao. Buon lavoro. Ecco, nella corruzione dovrebbe essere lo stesso, cioè i magistrati dovrebbero da un lato dire guarda che gli strumenti che mi dai, le medicine che ho non sono sufficienti, dall'altro lato però dovrebbero dire attenzione, noi siamo l'ultima istanza della società per contrastare questo fenomeno. Quando si arriva da noi vuol dire che il malato è già grave, vuol dire che la corruzione c'è già stata, i costi ci sono già stati, i famosi costi che diceva Alberto, cioè vuol dire che il danno è già stato fatto e quindi noi stiamo diciamo andando con una macchina scassata, sentiamo che la macchina non va, ma invece di andarla a riparare prima o di fare i controlli periodici aspettiamo che si spacchi, per essere in autostrada dobbiamo chiamare il soccorso, pagandolo ovviamente. Allora, oltre ai costi che diceva prima Alberto, c'è un costo incredibile legato al fatto che noi non andiamo a prevenire i fenomeni come dovrebbe essere nella medicina, non vado a spendere dei soldi prima, li vado a spendere dopo, per cui metto insieme, ad esempio devo fare le intercettazioni che costano, devo avere un sistema giudiziario, devo mettere le persone in prigione, devo confrontarmi con la prescrizione per cui so che dei fatti sono avvenuti ma non ci posso fare niente. Ecco. In Inghilterra hanno fatto alcuni studi ad esempio su quanto costa contrastare un crimine, quindi non so, un omicidio, quanto costa un omicidio? Costa tot. Quanto costa indagare su un omicidio, processare un omicida, tenerlo in carcere? Costa 100 sterline. Bene, quanto mi costa prevenire quel reato? Allora magari ne investo 80, alla fine io ne ho risparmiati 20 e magari ho evitato che qualcuno restasse ammazzato. Allora, tu prima dicevi che in alcune regioni magari si usano dei meccanismi di controllo un po' alternativi, ma voi provate a pensare, e sono stato a Salerno la settimana scorsa a parlare con i funzionari dell'ASL di Salerno, ad esempio poi dopo l'incontro sono stato sul lungomare, era una giornata bellissima, allora mi sono collegato con tutta la mia apparecchiatura elettronica, ad esempio internet va pianissimo. Allora un esempio banale, ma quanto costa a uno Stato, a un paese non avere le infrastrutture? Avere un sistema digitale arretrato, avere sistemi di controllo scarsi, non avere una società che si attiva per protestare. Nessuno fa questi calcoli, ma sono calcoli poi alla fine che ci pesano poi nella nostra contabilità di uno Stato. Allora cos'è importante? Cos'è importante secondo me, secondo gli studi che stiamo facendo? Secondo noi è importante la prevenzione, è importante parlare dei problemi, è importante leggere libri come questi, che rispetto magari a altri libri di inchieste che ti parlano del singolo episodio, magari ti costruiscono una storia magari del sistema della sanità lombardo, che è uno delle punte di diamante dell'Italia, salvo poi scoprire cosa c'è dietro. Allora bisogna informarsi. Una delle grandi opportunità che offre la legge nuova e alcune delle leggi nuove è la trasparenza, quindi il fatto che ci siano dati disponibili. Allora voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico, noi finalmente abbiamo un'autorità anticorruzione, una cosa potentissima, con una trentina di persone dentro, poverini. La legge ha dato a questa autorità il compito di controllare tutti i piani triennali di prevenzione di tutte le pubbliche amministrazioni. Allora la legge cosa ha detto? Ha detto, siccome le pubbliche amministrazioni ne combinano un sacco, io voglio che ogni pubblica amministrazione faccia un piano triennale di prevenzione della corruzione. Prevenzione vuol dire bello, ok? Quindi dal comune più piccolo fino all'ASL con 15.000 dipendenti e 3 miliardi di fatturato devono fare questo piano dicendo nei prossimi 3 anni io combatterò la corruzione così. Bisogna farlo senza farsi aiutare da nessuno, questo dice la legge. Cioè, tu pubblica amministrazione fallo da sola. Benissimo, quindi adesso mi immagino cosa verrà fuori nei prossimi mesi, al di là di tante fotocopie, dei piani. Ecco. Questa grande autorità anticorruzione con questa trentina di persone dentro deve controllare tutti i 10.000 piani anticorruzione, perché questo è più o meno il numero delle pubbliche amministrazioni, e dovrebbe farlo in un tempo ovviamente congruo. Voi dividete 10.000 per 3, insomma di lavoro ce n'è da fare.
il fatto di avere dati disponibili è un'opportunità, perché permette alle persone come voi e come noi di fare dei controlli, soprattutto a livello locale, dove non ci sono i grandissimi appalti, ma dove magari inizi a vedere il tuo piccolo comune come spende i soldi, la tua piccola società municipalizzata, così. Oltre a questo, ovviamente servono anche gli strumenti, quindi bisogna un po' imparare anche a usarli questi dati, e questo forse è un compito importante, cioè spiegare alle persone che gli strumenti ci sono, che tu puoi controllare, puoi essere parte attiva, ci sono delle campagne, prima Alberto ne parlava, ma ci vuole la convinzione soprattutto che ogni persona, anche grazie a internet, anche grazie agli strumenti che ci sono, può fare qualcosina. E qui bisogna un po' incazzarsi, ed è la seconda cosa che bisogna fare. Quindi prima bisogna informarsi, poi bisogna incazzarsi un po'. Perché non rispetterò il tempo che mi hai dato. Per un motivo molto semplice. Se io metto non so, uno scavatore di fianco a casa vostra e inizio a dirgli scava per terra, voi dopo 30 secondi siete fuori incazzati come delle bestie, col telefono in mano, chiamate i vigili, chiamate il sindaco e gli dite cosa sta succedendo. Se io di fianco a casa vostra autorizzo lo sversamento di sostanze altamente inquinanti, voi non ve ne accorgete, magari dopo 10 anni voi, i vostri figli, i vostri parenti sono tutti ammalati, insomma, purtroppo abbiamo evidenza scientifica della correlazione fra epidemiologia, quindi fra malattie e illegalità. Però voi fate fatica a arrabbiarvi perché non avete l'impatto diretto, voi vedete qualcosa che succede, dite vabbè, chissà, a me tanto fastidio non mi dà. La stessa cosa vale, scusate, se voi andate al bar e non vi danno uno scontrino e voi dite vabbè, dato uno scontrino, ecco, sì, il livello è lo stesso. Ecco, quindi diciamo bisogna un po' incazzarsi. E la terza cosa che secondo me bisogna fare, ed è quella più ambiziosa e quella più di lungo periodo, finisco subito. Bisogna lavorare sull'educazione, cioè bisogna formare le persone, fargli capire che le cose sono importanti. Scusate, io mi fermo perché Alberto deve andare, ti voglio lasciare l'ultima parola perché sei l'ospite. No, ma deve avere proprio i minuti contati. Avere i minuti contati non è una bella cosa. Avere i minuti contati non è una bella cosa. Allora, io finché loro decido ti lascio l'ultima parola, però vi consiglio vivamente di leggere questo libro, perché intanto ci sono un sacco di informazioni dentro, secondo vi incazzate, quindi diciamo avete raggiunto i due obiettivi, ecco, e vi invito veramente su questo a provare a pensare che cosa si può fare, tenendo conto che ognuno di noi può fare qualcosa. Io credo che poi Legambiente, anche l'osservatorio sulla legalità dell'ambiente di Venezia abbiano delle proposte, delle idee operative sulle quali sarà interessante confrontarvi, per cui secondo me, diciamo, questo è il primo punto da cui si può partire e su questo poi magari innestare una serie di iniziative di quali adesso magari ci parlerai tu. Grazie. Grazie Lorenzo. No, io più che altro vorrei chiedere se c'è qualcuno che vuole intervenire, fare delle domande. So che tra il pubblico ci sono anche... mi sa che adesso vai.